Autonomia dopo la risposta dei governatori al Premier, domani nuovo vertice. Zaia ribadisce non firmiamo accordi farsa. Intanto sul tema interviene la Confindustria che invoca equità e solidarietà nazionale. Furgone esce di strada e si schianta contro un platano a Nervesa, morti marito e moglie cinesi, grave un connazionale, sequestrata anche l'auto che prima avrebbero tamponato. È stato convalidato l'arresto delle due donne accusate di aver ucciso il 57enne Paolo Vai a Vittorio Veneto. Mercoledì verrà eseguita l'autopsia. Scambia foto intime con una ragazza che poi gli dice di essere minorenne e gli estorce denaro per non denunciarlo. A Montebelluna 49enne costretto a vendere il bar. Il caro affitti delle case popolari, nuove proteste dal quartiere di San Liberale. Il PD organizza per mercoledì un incontro pubblico, il sindaco Conte annuncia pronte le contromisure. L'emergenza medici vista dal sindacato, migliorare la programmazione universitaria e dare più possibilità ai giovani di operare nei grandi ospedali, ma soprattutto bisogna pagare meglio i professionisti della salute. Ex Carnielli, presentato il piano di recupero dei capannoni dove si fabbricava la mitica graziella da buco nero del territorio vittoriese ad area commerciale. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano ancora la questione dell'economia dopo la risposta dei governatori alla lettera del Premier, domani nuovo vertice. Intanto Zaia ribadisce non firmiamo accordi falsa, e sulla questione dell'autonomia di oggi è l'intervento anche della Confindustria che invoca equità e solidarietà nazionale. Sentiamo. Ci saranno ancora alcuni vertice ristretto tra il Premier Giuseppe Conte e i ministri domani sull'autonomia. L'iter riprende dopo uno scambio duro tra il Presidente del Consiglio e i governatori di Veneto e Lombardia, che al messaggio di Conte agli italiani del Nord, con cui ha voluto spiegare timori e riluttanze del governo, hanno risposto con una lettera aperta in cui si chiede un'autonomia vera, non un pannicello caldo. Non ci stiamo a essere presi in giro, scrivono Luca Zaia e Attilio Fontana. Se si continua con una farsa, come accaduto finora, non firmeremo nulla, parole che Zaia ribadisce anche oggi. Il mio auspicio è che il governo da subito dia vita alla sua proposta di autonomia in maniera tale che si possa confrontarla con la nostra, e se ci sarà un punto di incontro la firmeremo. Se sarà una farsa, se sarà una finta autonomia, decisamente non possiamo firmarla, anche perché saremo irrispettosi nei confronti dei nostri cittadini e non rispettiamo comunque la Costituzione. Nel governo esponenti come il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli si dicono ottimisti sul fatto che domani si troverà una sintesi, ma in giornata nel dibattito sull'autonomia entra il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, secondo cui l'autonomia differenziata può portare efficienza e competitività, ma va assicurata allo Stato la regia su materie fondamentali per l'economia nazionale come energia e infrastrutture. Dovrà esserci efficienza, ma anche solidarietà mediante la conferma dei meccanismi di perequazione tra le diverse aree del Paese, si spinge a dire Boccia. I governatori chiariscono di voler solamente cercare di rendere più semplice la vita di chi vive nelle regioni che chiedono l'autonomia. Noi abbiamo fatto un progetto serio, validato a livello scientifico, non vogliamo la secessione dei ricchi, non possiamo accettare che si dica che vogliamo creare un paese di serie A e di serie B, e vogliamo solo l'efficienza, la responsabilità e la modernità di questo paese. Si sono avvalse della facoltà di non rispondere le due donne accusate di omicidio volontario in concorso per la morte di Paolo Vai a Vittorio Veneto. Convalidati gli arresti da parte della Procura in attesa dell'autopsia prevista per mercoledì. Avvocato, mi scusi, ma rispetto alla presunta aggressione, come si sono difese le donne? Allora, su questa cosa non posso rispondere. Entrambe sono state portate al pronto soccorso perché avevano riportato delle lesioni nella colluttazione, erano sotto farmaco, sotto antidolorifici, e quindi hanno rilasciato delle dichiarazioni che in realtà poi adesso andranno valutate e sono in ogni caso poi da confermare o smentire nella prosecuzione del processo. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Patrizia Armellin e Angelica Cormani, le due donne accusate di aver ucciso Paolo Vai nella sua abitazione di Vittorio Veneto. Ascoltate dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Treviso, la dottoressa Piera De Stefani, hanno fatto scena muta.
In attesa dell'autopsia prevista per mercoledì prossimo, la compagna del 57enne e l'amica resteranno in carcere. I legali hanno chiesto intanto la revoca della custodia cautelare. In subordine è una misura meno afflittiva rispetto al carcere. Dobbiamo avere il tempo anche di reperire la documentazione che attesti, almeno per quel che riguarda l'Armelin, delle condizioni di salute che potrebbero giustificare una misura diversa rispetto al carcere. Resta da chiarire il movente che ha portato al tragico epilogo. Angelica Cormari, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe ammesso di essere stata lei a colpire alla testa Paolo con il bastone di legno al culmine di una lite. L'uomo era ubriaco e avrebbe cominciato a discutere con Patrizia per poi aggredirla. Si scava anche nel passato dei tre che vivevano sotto lo stesso tetto. Le due si sarebbero conosciute su Facebook per poi trasferirsi 6 mesi fa a Vittorio Veneto, dove poi sarebbe cominciata un'amicizia stretta, tanto da chiamare la compagna della vittima mamma. Dunque restano avvolti da numerosi misteri l'omicidio di Paolo Vai, dalla natura economica, per una rendita che aveva ereditato dalla famiglia, o forse da una reazione spropositata dell'uomo che avrebbe spinto le donne a difendersi dall'aggressione. Ultima ipotesi a cui non crede il magistrato per le modalità usate per uccidere l'uomo, colpito con un bastone e soffocato con un cuscino fino a farlo morire. Ed ancora cronaca nervesa della battaglia, l'ennesimo gravissimo incidente di questo luglio drammatico. Il furgone con a bordo 4 cittadini cinesi è uscito di strada, 2 hanno perso la vita. La dinamica, essendo coinvolta un'altra vettura, è al vaglio dei carabinieri. 2 cittadini cinesi residenti a Verona morti, uno ferito gravemente e l'altro operato per le fratture riportate. È il bilancio gravissimo di un incidente la cui dinamica è tutta da chiarire, quello accaduto verso le 4 del mattino sulla Ponte Bana al confine tra Bidasio di Nervesa e Ponte della Priula. A uscire di strada il furgone a bordo del quale viaggiavano i 4 asiatici, che si è schiantato violentemente contro un platano. Poco prima avrebbe tamponato l'Alfa Romeo di un 47enne di paese che stava recandosi al lavoro a Pieve di Soligo. Così almeno ha raccontato ai carabinieri l'automobilista, che ha riferito di non essersi fermato subito ma di averlo fatto 200-300 metri più in là, di essere tornato indietro e di aver scoperto solo a quel punto che il furgone era finito contro l'albero. Una versione tutta da accertare, tanto che l'autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro entrambi i mezzi. 2 degli occupanti del Mercedes Viano, che provenivano da Milano, sono morti poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Si tratta di un uomo, Wang Mei-yong, che avrebbe compiuto 46 anni giovedì prossimo, e della moglie Yu Xiaoyun, 45 anni. Un connazionale loro parente di 30 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Un 27enne trasportato a Conegliano è stato operato per la riduzione di fratture multiple. Del caso si sta occupando il nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Montebelluna. La Procura della Repubblica di Treviso aprirà un'inchiesta per appurare eventuali responsabilità. Estorsione a luci rosse a Montebelluna, dove un 49enne è arrivato a dover cedere il proprio bar per soddisfare le richieste di denaro di una ragazza con la quale aveva scambiato delle foto a sfondo sessuale e che gli aveva detto solo in un secondo momento di essere minorenne. Sentiamo. Scambio di foto sexy via chat con una presunta minorenne. Un barista di 49 anni di Montebelluna, minacciato di venire denunciato, è arrivato a dover cedere la sua attività per pagare le pressanti richieste di denaro arrivate da una giovane donna ligure. Solo quando si è rivolto ai carabinieri ha scoperto che a compiere l'estorsione erano stati una 25enne di Ventimiglia e il compagno di 36 anni, entrambi finiti ora agli arresti domiciliari. I primi approcci risalgono agli inizi del 2016. Il barista e la ragazza si erano scambiati foto intime e a sfondo sessuale, finché lei ha raccontato di essere minorenne e gli ha chiesto i primi 6.000 euro per non denunciarlo. Un'altra donna, sempre conosciuta sui social, gli ha a quel punto suggerito di affidarsi a un hacker per far sparire il materiale compromettente dai computer, ma alla fine si è scoperto che l'autrice era sempre la stessa e il finto hacker il compagno. Quest'ultimo si è poi fatto passare per un agente della polizia postale che minacciava a sua volta di rendere pubblica la vicenda. In totale il montebellunese ha versato alla coppia 25.000 euro, tanto da dover vendere il bar. I carabinieri sono risaliti in questi giorni alla coppia di pregiudicati
Su richiesta della Procura, il GIP di Treviso ha emesso nei confronti dei due un'ordinanza di misura cautelare per estorsione in concorso. Abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda l'autonomia con delle affermazioni postate proprio poco fa dalla vice premier Luigi Di Maio su Facebook, che dice: l'autonomia va fatta, va data alle regioni, ma la dobbiamo scrivere bene, dobbiamo ascoltare i governatori che chiedono il dialogo per creare un'autonomia che rispetti i principi costituzionali. Se qualcuno sta giocando a spaccare l'Italia o il governo, non lo permetteremo a nessuno. Così il vice premier Di Maio. Torniamo ora a parlare del caro affitti delle case popolari, con nuove proteste che si allargano ai quartieri di Treviso. Sentiamo. Io volevo dire al signor Zaia che ha sbagliato a far aumentare gli affitti a persone anziane che vivono qua da 52 anni, che hanno una pensione minima, hanno lavorato una vita, si sono messi via dei risparmi per la vecchiaia. Protesta ATER Nuovo Atto. Qui siamo in via Sicilia, nel cuore del villaggio trevigiano di San Liberale, costruito negli anni 60 proprio per l'edilizia popolare. Anche qui sono gli anziani ad essere i più arrabbiati per aver visto quadruplicare in un sol colpo l'affitto. Le ultime state 90 e adesso dei 490 passa, tutte e tre. E lei vive di pensione? Niente a pagare, perché tanto bisogna pagare, perché in Italia bisogna pagare. Sotto accusa Isee Ater, che calcola anche i risparmi di una vita e la soglia di reddito oltre i 20.000 euro, per la quale si è a rischio sfratto. C'è il TPR. Devo nasconderlo perché ho il TPR che supera i 20.000 euro. Da quando in qua un ente pubblico applica 300 euro è usuria? Perché scusa se tu, io avevo votato questo per vedere se stiamo bene, invece le case cosa fai? Le case gli dà a chi non ha reddito, che non ha niente, vuol dire a extracomunitari, no, agli altri italiani che hanno fatto le case lavorando una vita. Parlo per mia madre, Pascolo Bruna, che è qui da 52 anni, vive di sola pensione di reversibilità e abita in una casa che non è a norma, non lo è, ha le crepe certificate da uno del comune che ha detto che sono pericolose, che possono cadere in testa da un momento all'altro, l'impianto elettrico del 59 senza il riscaldamento, dunque gli hanno triplicato l'affitto. A lei se le fanno la proposta si compra la casa? Compra la casa, sì, Con tutti i lavori che ha fatto? Con tutti i lavori che dovrebbe avermi fatto lavori. Il signor Zaia che provvede di fare qualcosa che è meglio. Grazie Zaia. E sulla vicenda del caro affitti delle case popolari, mercoledì sera il Partito Democratico ha organizzato un'assemblea presso la sede di Castagnole, aperta a tutti i cittadini coinvolti, mentre anche il sindaco di Treviso Mario Conte ha annunciato contromisure. Sentiamo. Cosa rispondiamo a questi inquilini, alcuni ultra ottantenni e molti anche molto preoccupati? Che devono stare tranquilli, adesso stiamo prendendo in mano le situazioni, comprese le loro, e vedrete che insieme all'assessore Lanzarini e al presidente dell'Ater Luca Balatin troveremo delle soluzioni. Abbiamo capito che ci sono delle questioni che non vanno bene, che vanno corrette, lo ha capito anche il governatore Zaia e quindi ci stiamo lavorando. Mi ha chiesto un report di tutti i casi più problematici. Questo report è pronto e nei prossimi giorni glielo andrò a portare. Vedrete che farò la mia parte, andrò in regione appunto a portare le istanze dei cittadini. L'impegno che ci prendiamo noi è quello di accelerare i tempi per trovare delle soluzioni fin da subito, nell'immediato, in modo tale che se ci sono degli affitti da rivedere vengano corretti a partire già dalla prossima mensilità. Però questa è una legge che comunque andava fatta, perché c'è da dire che ci sono anche tanti furbetti all'interno degli alloggi popolari che non possono continuare a usufruire di un servizio pubblico pagando pochissimi euro. Sono 3 le persone che nel fine settimana scorso, dopo aver provocato degli incidenti, sono scappati. Ebbene, tutti e 3 sono stati rintracciati dalla polizia locale di Treviso, che denuncia sono in aumento i casi di omissione di soccorso.
Aumentano i sinistri stradali caratterizzati dalla fuga del conducente responsabile. Negli ultimi giorni se ne sono registrati 3 e tutti con automobilisti in fuga dopo aver provocato un tamponamento. Nel weekend trascorso grande lavoro per la polizia locale di Treviso, che è riuscita a risalire ai responsabili degli incidenti grazie anche all'uso delle telecamere di sorveglianza installate in strada. Per fortuna si conta un ferito lieve, ma in tutti e 3 i casi ad avere la peggio sono state le auto. Il primo si è verificato in zona aeroporto, con il responsabile dell'incidente rintracciato alcune ore dopo nella sua abitazione, sperando di averla fatta franca. Secondo caso invece dalle parti di via Trento e Trieste, dove una motrice stradale ha agganciato un'auto in transito sulla corsia parallela, trascinandola per circa 200 metri. Anche in questo caso è scappato per essere identificato successivamente. Ed infine una chiamata al centralino da parte di un automobilista che denunciava un'ammaccatura alla portiera della sua auto parcheggiata. Rintracciato il proprietario, ha riferito di non essersi accorto di nulla, ma la sua versione è stata però smentita dalle immagini delle telecamere. Per tutti c'è stato il deferimento all'autorità giudiziaria. E torniamo anche questa sera a parlare di sanità con la carenza di medici nelle strutture sanitarie. Siamo andati quest'oggi a chiedere al sindacato quali siano le ragioni che hanno portato la sanità veneta a questa situazione e quali, secondo il sindacato appunto, potrebbero essere le soluzioni all'annoso problema. Sentiamo. Dal punto di vista del sindacato, questo problema medici che origini ha? Ha origini lontane, in parte dipende da incapacità di programmazione da parte dello Stato e delle regioni, dall'altro deriva dalla volontà di comprimere la spesa pubblica e quindi è derivata anche dal blocco delle assunzioni, dall'altro va rilevato che il personale medico è senza contratto da oltre 11 anni. Queste le cause, secondo la CGIL trevigiana, che hanno portato alla carenza di medici nelle strutture sanitarie pubbliche, perché è bene ricordarlo, in quelle private non ecclesiastiche i professionisti ci sono perché meglio pagati. Bisogna pagare di più i medici, tirar fuori i soldi, bisogna pagare di più gli infermieri e tutto il personale sanitario, bisogna assumere le persone, bisogna evitare che queste persone, medici, infermieri e tutto il personale sanitario vada a lavorare, scelga di lavorare nel privato, scelga addirittura di andare a lavorare all'estero. Sindacato che ha anche una risposta per i giovani medici che preferiscono emigrare che esercitare in certi ospedali. Un giovane che ha investito tempo e soldi per prepararsi, vuole fare esperienza, vuole avere una prospettiva di carriera ed è chiaro che negli ospedali tipo Treviso, dove c'è molta complessità fra interventi importanti, quei giovani trovano una risposta. Se vai negli ospedali periferici si abituano a fare cose semplici e quindi disinvestono sul loro futuro. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo ora della ex Carnielli di Vittorio Veneto, presentato oggi il piano di recupero da buco nero della città a area commerciale. Vediamo. Recupero dell'ex area Carnielli, ci siamo. Dopo l'acquisizione della fabbrica da parte del gruppo Supermercati Alì per un importo di circa 800.000 euro giudicato all'asta in comune a Vittorio Veneto, c'è curiosità su come il progetto in fase di realizzazione cambierà una vecchia zona industriale in una nuova area. L'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Antonio Miatto, ha accolto con soddisfazione la notizia che una consolidata realtà economica del Veneto abbia intenzione di investire sul posto. Gli obiettivi sono tanti, a cominciare dal recupero ambientale della zona. Ci sarà da fare un grosso lavoro che prevede la bonifica dei suoli, eliminando l'inquinamento da croma esavalente ed amianto presente in tutto il perimetro dell'ex Carnielli. Secondo obiettivo sarà di natura urbanistica, perché con la riqualificazione dell'intera area verrà recuperata una considerevole volumetria lungo il corso del Meschio. E infine, ma non per ultimo, ma forse il punto più importante, sarà l'assunzione di personale che sarà scelto direttamente su Vittorio Veneto. Tutti i negozi noi che abbiamo assumiamo persone vicine al punto vendita.
perché è giusto che ci sia anche una giusta qualità della vita, quindi cerchiamo di, poi magari qualche volta non è possibile, però tendenzialmente questa è la nostra formazione di base. Soddisfatto il primo cittadino Antonio Miatto per il lavoro che darà ai giovani di Vittorio Veneto, ma anche per la riqualificazione dell'ex area, un connubio perfetto tra sviluppo sostenibile e investimento economico. Gli imprenditori non si accontentano di fare il metro cubo, lo devono rendere gradevole, vendibile, e quindi a guadagnarci siamo un po' tutti con queste filosofie di base. Vittorio quindi avrà un posto oggi inquinato che sarà ripulito, avrà dei servizi migliori, più completi, avrà una parte della sua archeologia industriale che va ad essere recuperata, ne abbiamo tanta e cominciamo già con un sito importante. È iniziata una settimana che sarà caratterizzata da caldo intenso ed oggi è stata Treviso, assieme a Rovigo, la città capoluogo più calda del Veneto con 34 gradi e le temperature, secondo le previsioni dell'ARPAV, sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni. Apice della nuova ondata di calore sarà tra mercoledì e giovedì, con massime che potranno arrivare a 36-38 gradi nelle zone interne di pianura, bollenti anche le minime tra 23 e 25 gradi con percentuali elevate di umidità che trasformeranno le notti venete in tropicali. Meno chimica sui vigneti grazie alle moderne tecnologie è un tema di grande attualità, quello al centro della manifestazione Vite in Campo che si è svolta nel fine settimana sulle colline del Prosecco, ormai patrimonio dell'UNESCO. Le più moderne tecnologie al lavoro tra i filari delle colline patrimonio UNESCO per mostrare sul campo le macchine agricole più all'avanguardia in tema di sostenibilità ambientale, questione di ancor più stringente attualità dopo il prestigioso riconoscimento. Si chiama Vite in Campo, l'appuntamento dedicato alla viticoltura sostenibile organizzato da Condifesa per venire incontro alle nuove richieste degli agricoltori. Vuole un attrezzo che sia in grado di sostituire la chimica. L'agricoltore oggi è pronto a investire per l'innovazione e noi, dico noi perché sono anch'io un agricoltore, e il problema era la tempistica perché la chimica era molto veloce, però oggi devo dire che siamo arrivati a un livello tale dove effettivamente la meccanica sostituisce bene la chimica per il controllo delle malerbe sui filari, per la distribuzione di agrofarmaci, ma soprattutto anche per la tempistica stessa. Oltre 2000 professionisti tra i vigneti, più di 200 le macchine in funzione per una vera e propria fiera in movimento. Ci sono veramente delle macchine ad altissima innovazione e tecnologia che aiutano tantissimo in vigneto, non solo per migliorare il lavoro, risparmiare prodotti, fare tutto quello che è necessario appunto per fare anche un'agricoltura sostenibile. Ed ora spazio alle notizie dalla provincia di Belluno. In primo piano la cronaca dal Bellunese con il grave incidente stradale che si è verificato proprio poco fa sulla 51 Dallemagna, poco prima della galleria di Caralte all'altezza del distributore Beifing. Si sono scontrate due vetture, ad avere la peggio il conducente di una Panda che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. Mondiali 2021 e Olimpiadi 2026, una sfida anche per l'organizzazione dei dispositivi di sicurezza, così ai nostri microfoni il questore di Belluno, Lucio Aprile. Da tempo noi stiamo lavorando su questo, non solo attraverso controlli sugli appalti, sulle opere che sono in costruzione, ma anche attraverso il controllo del territorio e attività di indagini. Rendere il territorio bellunese inaccessibile ad infiltrazioni criminali è una sfida aperta per le forze dell'ordine bellunesi già al lavoro per la messa a punto dei dispositivi di sicurezza in vista degli imminenti mondiali di sci e delle Olimpiadi invernali 2026, due grandi eventi che muoveranno persone ma soprattutto enormi flussi di denaro. Il questore di Belluno parla dell'impegno dei suoi uomini, eccezionali gli sforzi messi in campo in occasione della tempesta Vaia. Quella è stata un'emergenza molto grave e che chiaramente ci auguriamo non si ripeta, però allo stesso tempo è stato un momento molto bello perché in quel momento si è potuta verificare la coesione di tutti gli organi che sono stati impegnati, quindi mi riferisco non solo alle forze dell'ordine ma anche a tutte le istituzioni che si sono trovate
davvero impegnate sul territorio. Che Belluno sia la provincia più sicura d'Italia lo dicono i rapporti annuali delle forze dell'ordine. Lo dicono i numeri, anche nel periodo in cui io sono rimasto in questa provincia i furti ad esempio hanno continuato il loro trend di discesa. Non esistono emergenze. È di questi giorni la notizia del cambio della guardia nel palazzo di Via Volontari della Libertà. Il prossimo 1° settembre il questore Aprile assumerà medesimo incarico a Forlì e sarà un avvicendamento storico per Belluno, perché per la prima volta la questura sarà diretta da una donna, ma non una qualsiasi. Parliamo di Lilia Fredella, la super poliziotta che incastrò Massimo Bossetti, accusato dell'omicidio di Iara Gambirasio. Polemica e tensione alla vigilia dell'avvio dei lavori di restyling del Ponte Santa Caterina a Ponte nelle Alpi. Botta e risposta a distanza ravvicinata fra la minoranza consiliare e il sindaco di Ponte nelle Alpi, oggetto in materia del contendere l'imminente avvio dei lavori di ristrutturazione del Ponte Santa Caterina. Abbiamo delle preoccupazioni, nel senso che abbiamo visto che non vengono fatti dei lavori sulla struttura, ma sono solo dei lavori sull'asfaltatura e sulle spallette, quindi la struttura è sana e integra e se non è un'emergenza potrà essere tranquillamente spostato all'estate prossima. È la tempistica dei lavori a rendere la situazione complessa per gli inevitabili disagi attesi della chiusura totale del ponte per 3 mesi a partire dal prossimo 26 agosto, e cioè a pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico, e l'esecuzione dei lavori che non prevede un intervento sulle 24 ore. A fronte di un sovrapprezzo di 100.000 euro sull'importo appaltato e disagi causati sugli automobilisti per l'incremento del chilometraggio quotidiano saranno pari a circa 2 milioni di euro di carburante, incalza Collarin. Secondo me evidenzia una maniera un po' così superficiale di gestire le situazioni o un scarso potere politico e amministrativo da parte dell'amministrazione di Ponte nelle Alpi. Un'occasione di condivisione ha dato il via a strumentalizzazioni. Il lavoro è necessario, risponde il primo cittadino di Ponte nelle Alpi, che ribadisce come sul ponte di Santa Caterina si stia ragionando da mesi. La partita si giocherà tutta su una vasta campagna di informazione rivolta agli utenti della strada. Per questo in prefettura, dopo il vertice di venerdì scorso, le parti in causa si incontreranno nuovamente con ANAS e impresa per mettere a punto un piano di consigli pratici, oltre che per verificare se è possibile anticipare l'avvio dei lavori. Il ponte di Santa Caterina sarà totalmente interdetto al traffico e la provinciale numero 1 della Sinistra Piave, il tratto autostradale non a pagamento da Cadola a Pian di Vedoia sono le uniche alternative percorribili per raggiungere ogni località della provincia, da sud a nord. A 20:10, tra pochissimo si tornerà a parlare di autonomia. Ospiti questa sera Sara Moretto del PD, Alberto Villanova della Lega, e poi dalle 21:15 torna come ogni lunedì l'attualità politica di Ring su Antenna 3, in studio con Ferdinando Avarino, Roberto Marcato della Lega, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, poi Nicola Talmi della CGIL e Settimo Gottardo, già sindaco di Padova. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura il meteo. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. L'alta pressione nordafricana punta all'Italia, sulle nostre regioni tempo stabile e in settimana le temperature aumenteranno costantemente. Vediamo il dettaglio di martedì 23 luglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime roventi tra 31 e 36 gradi, addirittura picchi di 37 gradi a Rovigo. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo una giornata soleggiata su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi pressoché su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime in deciso aumento, comprese invece tra 31 e 35 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile ovunque. Anche in questo caso le piogge saranno assenti e il sole dominerà la nostra regione. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime molto calde sui 36 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.
Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.